Agrigento si piazza al 100° posto nella classifica generale, guadagna 8 posizioni rispetto allo scorso anno. Il terreno della valutazione è l'indice di sportività, male dunque, ma non malissimo. È stato il Sole 24 Ore a pubblicare l'annuale censimento che riguarda le 108 province italiane, individuando per ogni realtà i risultati conseguiti in termini di società sportive, impiantistica, ma non solo. Le province, si legge, vengono monitorate sulla base di 30 indicatori, di cui 3 di carattere generale, riguardanti prevalentemente i tesserati, e gli altri divisi in 3 grandi bacini: sport di squadra, sport individuali, sport e società. Un settore quest'ultimo che vede una più alta rotazione degli indicatori. Ad incidere positivamente alcuni miglioramenti nei singoli settori presi in considerazione nella classifica, che hanno poi alzato l'asticella del risultato finale. Uno di questi riguarda ad esempio il parametro del calcio professionistico, dove la provincia di Agrigento occupa il 45° posto contro il 97° del 2015. In risalita anche il parametro che registra il rapporto tra squadra e territorio, 85° posto. Fisso intorno al 100° posto il parametro dello sport al femminile, così come arenato tra il 101° e il 102° posto nazionale e il dato sull'atletica leggera. Anche se lo studio non tiene in considerazione la dotazione infrastrutturale, è evidente però che senza adeguati impianti e senza la fattiva partecipazione di privati ed enti pubblici, la vivacità societaria soffre e l'offerta sportiva è destinata a segnare il passo.